Buongiorno a tutti, ci troviamo al Palmavera di Alghero, oggi una puntata speciale con un ospite d'onore, Nicola Nite dei Tazenda. Nicola Nite che è attualmente impegnato nella promozione dell'album Antistasi, ed è in tour, ma questa sera al Nuraghe Palmavera appunto presenteranno un progetto completamente diverso di cui parleremo dopo. Non aggiungiamo al momento altro perché poi vedrete tutto quanto dopo la Sigla! È che comunque noi non abbiamo né una formazione da archeologi eccetera eccetera, il nostro intento è soltanto quello di dire: signori che non conoscete l'esistenza dei nuraghe, guardate che esistono anche queste cose qui. Caspita, noi certo. Non siamo in grado di dirvi nulla di particolare, andate a visitarli, punto. Quindi è proprio rivolto alla... Poi, siccome ce ne sono veramente tanti di esperti, esperti veri però, compresi voi due, sì, che forse ne sapete anche qualcosina di più rispetto a molte persone che io conosco. Allora, quando le mie nozioni sono, diciamo, basilari, faccio un passino indietro e ascolto quello che gli altri mi raccontano. Ma guarda, poi in realtà per potersi rendere conto di cos'è un nuraghe, per distinguerlo da altri, basta sapere, prepararsi un attimo su quando è stato costruito, grosso modo, che tecnica è stata utilizzata, che tipo di pietra, eccetera, e poi qualche piccola particolarità, non è che serva chissà cosa. Comunque sia, noi veniamo appunto dal continente, fra virgolette, per poter visitare queste meraviglie, perché comunque anche se non sono a casa nostra fanno parte del nostro passato sostanzialmente. Certo. Anche la nostra evoluzione è passata, la nostra preistoria è passata anche da questi luoghi. Certo. Come si sente un sardo che queste cose ce le ha a casa? Allora, tu tieni conto che da tutto questo sono partite le basi per le città, i comuni, le case, i quartieri, gli isolati. Questa era alla base di tutto, quindi se facciamo un giro, cosa che avete già fatto o faremo più tardi, cioè qua ci sono delle camere, ci sono dei servizi, ci sono dei luoghi di aggregazione, il luogo dello svago, qui è come se fosse nel XXI secolo. Ci sono anche dei laboratori, quindi sostanzialmente si tratta di un piccolo villaggio attorno, diciamo, ad una struttura centrale, visto che comunque c'è tanta diatriba anche fra gli archeologi, no? Sì. A che cosa serve un nuraghe sostanzialmente? Un luogo di culto, una fortezza, un sistema per comunicare, un qualcosa. Secondo te, proprio come ti viene, a cosa serviva un nuraghe? A cosa poteva servire? O se tu dovessi costruire un nuraghe oggi, per cosa lo costruiresti? Tu pensavi di avere un'intervista facile? Io pensavo di avere un interlocutore leggermente meno infame di quello che sei. Ovviamente scherzo. Ma assolutamente. Allora, tutto ciò, siamo a Palmavera. Palmavera è a 2 passi da casa mia, da dove sono. Io sono nato in linea d'aria a 6 km da qui. Quindi questa è una strada di passaggio che va verso Capocaccia. E qui c'è tutta la riviera del Corallo. Questi erano i nostri luoghi dove con le biciclette, i motorini ci facevamo le nostre passeggiate, le nostre gare, le nostre gite, le nostre avanscoperte, perché un conto è quando ci vai con la scuola, che è normale. Quando si va a scuola, le elementari piuttosto che le medie, si vanno a visitare i siti archeologici. Questo c'è la necropoli di Angheluruio che sta dall'altra parte vicino a Sella e Mosca, emozionante, che è incredibile. Tutta la zona di Porto Torres
ci sono ancora, credo, decine di siti che ancora non sono stati scoperti, compresa una piramide, una ziggurat, che è stata una cosa incredibile. Qui noi abbiamo riscoperto un po' il piacere di rivisitare e riscoprire questi luoghi sacri, non sacri, di aggregazione, di svago. Ognuno poi gli dà il senso che vuole, ma riscoprirli da soli, con la tua adolescenza, con la tua bicicletta, che vieni qui con i tuoi amici e fai un giro e vedi, guardi, senza l'insegnante che giustamente ti dice questo, quello e quell'altro, però la riscoperta con i tuoi occhi è molto, è un po' più autodidatta. Assolutamente. Ma anche ora ti capita di frequentare ogni tanto un sito solamente per meditare, pensare a qualcosa, 10 minuti, creare, diciamo, avere ispirazione per poter creare qualcosa? Allora, ti dico la verità, mi piace meditare, come dici tu, e concedermi il mio tempo la notte. Okay, la notte questi luoghi sono difficilmente visitabili. Certo. Perciò, onestamente, ti dico la verità, preferisco collegarmi col pensiero. Quello che faccio viaggiando con la mente da casa mia, portami oltre il pensiero, al di là del capito? mistero. Abbiamo capito. Esattamente questo. Senza false citazioni, però ti No, giuro, è verissima è questa. proprio così. Mi collego, poi tu sai che non vivo più in Sardegna da molto tempo, ma con la scusa che lavoriamo con Itazenda abbiamo l'opportunità di lavorare, visitare decine di siti, di posti, di necropoli, di siti archeologici. 15 giorni fa eravamo da un'altra parte, giù nell'Oristanese, in un altro sito molto simile a questo, dei luoghi veramente incredibili, magari non frequentandoli sempre, ma quando ti trovi lì in quel momento ti arriva qualcosa. Assolutamente, perché come dicevo prima, diciamo nell'Italia continentale, cioè tu arrivi fino ai Romani, poi sì, magari c'è qualche simul domus deiana, Sì, o qualcosa del genere, certo. però qui veramente trovi un qualcosa che è anteriore e che veramente ti avvicina all'origine dell'uomo. Vabbè che poi ci sono altri 40.000 anni prima, per cui magari però comunque sia, rispetto a quello che possono essere le nostre conoscenze, le nostre scoperte, è veramente un altro gradino in più. Certo. Ma perché siete qua oggi, voi Allora. dell'Itazenda? Perché? E che relazione ci può essere fra il vostro progetto Antistasis e luoghi come questo? Altra domandina proprio bella. Semplice. Infanissima. Il caldo ti fa bene a te. Il caldo mi fa benissimo. Siamo molto collegati. Il nuovo lavoro, Antistasis, che vuol dire resistenza, e noi non volendo essere così diretti nella terminologia artistica del nostro nuovo lavoro, perché mi insegni che questo termine è stato usato un po' troppo, forse anche delle volte un po' a sproposito, un po' meno, un po' di più politicizzato. Sì, capisci? Quindi noi non volendoci schierare da nessuna parte, però diciamo, ma scusate, ma allora che cosa vuol dire? Non possiamo più dire resistenza, non possiamo più dire queste cose qui, non possiamo più cantare Bella Ciao, per dire che noi suoniamo la sera, perché è un simbolo per noi di libertà, ma non la libertà che è descritta in quella canzone, è la libertà di potersi esprimere con una melodia, con un'arte, con un dipinto, da qualsiasi parte venga, se esprime un senso di libertà e di bellezza, ma perché non farla? Noi non ci dobbiamo schierare. Assolutamente, è la creatività della persona, Esatto. è il non abbandonarsi di fronte alla televisione, di fronte a delle cose Certo. che tu subisci sostanzialmente, cioè Sì. essere, diciamo, partecipare ed essere pienamente dentro a quello che tu fai, questa è la Certamente. libertà sostanzialmente. Perciò resistenza, però la resistenza è tanto inevitabilmente relativo al periodo che stiamo vivendo. I Tazenda resistono, la musica dei Tazenda resiste, la tournée dei Tazenda in qualche modo resiste. Qui ci sono i nostri tecnici che preparano per la serata di stasera, resistono sotto il caldo, ma
questo nuraghe resiste da qualche migliaia di anni. Esatto. E allora esatto. questo posto è molto antistasis. Come ieri. Assolutamente. Come ad esempio il nuraghe Abaudi, Sì, che è stato completamente sommerso dal fuoco, Sì. immerso nel fuoco una decina di giorni fa. Ci sono Sì. delle immagini di questo nuraghe completamente annerito, ma sta resistendo. resisterà ancora 400 milioni di miliardi di anni. Quindi, assolutamente. E un'altra piccola riflessione. Certo. 2 giorni fa siamo andati a visitare diversi nuraghe, fra cui anche il nuraghe Albu, Mhm. a Pozzomaggiore, Sì. e entrando nella camera centrale, cioè, abbiamo sentito un fresco incredibile, Mamma mia, che bellezza. 10-12 gradi in meno, Che e poi bellezza. per terra c'erano un focolare e un pozzo colmo d'acqua. Sì. Ma da quant'è che non sta piovendo in Sardegna? E lì c'è dell'acqua. Dice là. Da quant'è che in Sardegna e in tutta Italia ci sono 35-40 gradi all'ombra, e lì dentro non è che dobbiamo anche imparare a vivere in maniera un pochino più sostenibile, prendendo spunto da come... Poi questo non vuole solamente essere uno spunto di riflessione Certo. e farvi capire che non ho dormito le ultime 7 notti per sputare fuori sta roba. No, comunque, a parte gli scherzi, noi viviamo in un modo che è assolutamente, va contro qualsiasi risorsa naturale, qualsiasi cosa che facciamo, appunto, provochiamo inquinamento. E Hai guardando perfettamente queste ragione. cose qua, Guardando queste cose qua ti viene da pensare, ma scusa, se qualche migliaio di anni fa non avevano grossi problemi, perché ce ne abbiamo così tanti noi oggi? Allora la tua riflessione è giusta, perché forse dovremmo fare un salto nel tempo e provare a immedesimarci in quello che facevano qua. Adesso non dico di toglierci le scarpe, la clava, no, per l'amor di Dio, però a livello Vilma, i Flintstone, assolutamente no, però a livello concettuale, cioè com'è possibile che in un posto così dove non c'è ombra, a parte quella che ci stiamo godendo in questo momento, Esatto. grazie a questo albero magnifico, però ma- voglio ma dire fra qua 3 minuti finirà. sì, esatto, ma qui non c'è ombra e ci sono 40 gradi, là dentro fa fresco, non c'è aria condizionata. Che cosa è successo? Cos'è che sapevano più di noi? Assolutamente. Perché al pozzo di Santa Cristina fa un fresco esagerato là dentro e c'è un punto esatto dove una volta all'anno si vede la luna? Chi ve l'ha Assolutamente. detto? Si vede la luna e poi raggiunge un certo punto fisso ogni 12 anni e mezzo. Capisci? Come avete fatto? Assolutamente. Il fatto è che comunque noi qui siamo in un ambiente dove siamo un po' sacro, un po' profano, per cui aggiungo la parte profana. Ma te pensa alle risate che si stanno facendo sti nuragici Sì. mentre ci guardano, Con le Nike, che noi cerchiamo con le di cose. capire, ma come avranno fatto? Con gli Ma come- iPhone che non prende e loro lì belli al fresco, Esatto. cioè è assolutamente uno spunto di C'è riflessione. tanto che non va, ma veramente... Direi proprio O di che sì. potrebbe essere migliorabile. Direi proprio di sì. Forse tutto antistasis a livello di concetto potrebbe anche riportarci a recuperare delle considerazioni che in qualche modo abbiamo perso, e la natura ci sta avvisando, ci sta dicendo: ragazzi, guardate che state facendo qualche cazzata, state attenti, perché qua brucia tutto, ma questa roba qui rimane in piedi, Assolutamente. compresa la cultura che c'è qua dentro, il mistero e tutto il senso arcano e arcaico che ti circonda. Tu non senti un certo, non lo so, con qualcosa che arriva da queste pietre, Io non sono allora- uno di quelli che, ti giuro, non faccio meditazione, non sono aperto al misticismo, nel senso che non lo pratico, Esatto. lo rispetto, però ho delle sensazioni. Sono entrato a Assolutamente. Notre Dame, ho abbracciato le colonne della cattedrale e mi arrivava qualcosa. Io sento molto queste cose. Senza aprire discorsi olistici eccetera, che magari possono, insomma, essere più propri su altri canali, altre cose, però comunque sia, se uno visita questi luoghi un pochino concentrato, senza pensare alla spiaggia del giorno precedente o a cosa mangerà a cena, qualcosa avverte ed esce sicuramente rilassato e con dei messaggi che può elaborare.
Ti posso dire una cosa? Ma anche due. Cioè, una cosa che mi fa veramente ridere è che alle necropoli di Angelo Ruio, pensa che allora, a noi per esempio ad Alghero succede che ogni tanto, Alghero è una bellissima città come tante in Sardegna, essendo casa mia ho più nozioni. Alghero, nonostante la sua storia eccetera eccetera, diciamo che ogni tanto manca l'acqua, ogni tanto manca qualcosa, ogni tanto esplodono le fogne, ogni tanto... Alle necropoli di Angelo Ruio hanno trovato tutta una falda idrica fatta da loro, per cui l'acqua non mancava mai. Mai, assolutamente. Cioè, è una cosa assurda. Ma è che per noi, per il 90%, mi tolgo anch'io, del nostro tempo, per il 90% del nostro tempo siamo impegnati a capire come organizzare la giornata, la logistica di e siamo completamente lontani da quello che è la natura. Loro avevano il 100% del tempo per poter osservare la natura, capire, certo, provare, sbagliare, riprovare, e quindi dobbiamo prendere assolutamente esempio da loro. Sì, un pochino, nel senso... Un pochino, sì. Prendere quello che ci serve per poi adattarlo alla esatto, alla sì, situazione adattarlo vera. alla vita del XXI secolo, perché Assolutamente. volenti o nolenti i telefonini ce li abbiamo, ecco il caricatore, dov'è la presa qui? Qui non ce n'è presa, no, capito? Quindi si rimane senza telefono, allora perché agitarsi? Senti che musica questi grilli, Assolutamente. senti il vento che ogni tanto passa e ti soffia nelle orecchie. Secondo me abbiamo perso molto di tutto questo, e anche con Antistasi, e anche attraverso i nostri concerti, i nostri anche un po' allestimenti, cerchiamo di richiamare un po' i valori di questo, del vento, del mare, della terra. Assolutamente. Ultima cosa, Ma anche penultimo. se tu dovessi creare uno spot Sì. per invitare delle persone a visitare i siti nuragici in generale, Sì. in Sardegna, quali concetti chiave, quali parole utilizzeresti per poter promuovere, insomma, una... Ma allora, al di là del concetto turistico, Sì? andiamo leggermente oltre. E già questo mi piace tanto. Sì, perché a livello turistico uno dice dai, venite ad Alghero, è bellissimo, dai, guardate, il biglietto costa poco. No, chi se ne frega. Credo che forse le persone abbiano bisogno, compreso me, abbiano bisogno di uno spunto in più, che non è quello propriamente della visita guidata piuttosto che dell'osservazione storica e della considerazione di una certa circostanza. Io credo che le persone abbiano bisogno di riscoprire un po' la propria tranquillità, la propria ideologia, i propri valori, che siano anche quelli di dedicarsi mezz'ora al giorno a stare seduti in silenzio ad ascoltare qualche rumore, un po' il vento, che non spegnere i telefoni. Qui i telefoni non prendono, è una cosa meravigliosa, è bellissimo, e io spero di rimanerci più a lungo possibile e di iniziare a suonare tardissimo, perché comunque che succede? Li sento, sto facendo... Ma che stupido! E sto facendo una roba! Ah, ma vieni anche tu! Vieni anche tu! Ma come non hai voglia? Dai! È di Olbia, lascialo perdere. C'è un ghiacciolo in omaggio! Che poi, tu sai che io ho vissuto tanto tempo in Egitto. Sì, Ho visto le piramidi. Bravo! E la cultura egiziana, araba, musulmana è qualcosa di incredibile, cioè le costruzioni che sono state fatte, le strade, tutto. Io mi sento molto collegato perché ho vissuto tanto tempo in Egitto, poi sono andato via, sono nato e cresciuto qui, poi sono andato via, e ovunque io mi trovi a vivere mi sento sempre collegato sia da una parte che dall'altra. Faccio un po' da baricentro. E non a caso sono, diciamo, tutte le zone del mondo che comunque non sono così inquinate di tecnologia, di stress, di corsa, eccetera, eccetera. Proprio così. Soprattutto qua niente fretta, Infatti ci vedi come guidiamo? Assolutamente. Io ogni tanto
cioè, scarico della tensione, perché Certo. ma come? No, siamo in vacanza, Certo. fermo. Siamo in Sardegna, siamo lì, siamo... I tempi sono questi, i tempi Esatto. sono questi, sono quelli che ci Questo dobbiamo è un po' si prendere. ricollega a quello che mi hai chiesto poco fa. Quale tipo di slogan useresti? Esatto. E lo slogan è questo: vieni qui a guardarti intorno, a riprendere un po' l'uso delle orecchie a prescindere dai telefoni e le suonerie dei messaggi di WhatsApp, Facebook, eccetera, eccetera, e vieni qui a guidare piano, a goderti la natura, Esatto. sempre che la cosa ti interessi. Però mi permetto di dire, dovrebbe essere un po' obbligatorio interessarci, perché ci fa proprio bene, anche alle persone meno scontate, col carattere meno Assolutamente. scontato, quando le porti qui, che sia qui o un altro sito, per l'amor di Dio, ce ne sono tantissimi, ma anche in Italia, in Toscana, in Umbria, quando ce li porti, tutti hanno un senso di... Sai che qui, scusami se salto di palo in fracchia, Ma assolutamente. abbiamo fatto... Ma Ti ricordi, Fracchia. a te che non piacciono molto i Tazenda, ti ricordi che abbiamo fatto... Ti ricordi che abbiamo fatto una tournée che si chiamava Archeos? Assolutamente. Archeos parte 1 e parte 2 sono state delle bombe atomiche per noi, perché sono state le tournée più assurde che abbiamo fatto. Con una presentazione anche di Ale Franz Di Ale e Franz, che sono miei carissimi qui a amici, Palmavera. che abbiamo assolutamente. girato qui. Sì. Tutto l'intro della nostra tournée Infatti noi eravamo a bocca aperta. eravamo qui e loro hanno fatto Fortissimo. la loro, diciamo, la loro parte, perché ci interessava un certo soggetto. Però poi, al di là delle telecamere, c'era anche Davide Van der Spross, c'era Davide, il nostro grande Sì. amico, lo conoscete. Davide è un grande esponente della musica in Ah, dialetto. me li rimetto anch'io. No, se no o me li tolgo No, o tutti se li e due, teniamo un po'. della musica comasca, del lombardo, del dialetto lombardo. E venendo qui, al di là di quello che abbiamo fatto, le considerazioni loro sono sempre state, li sentivi, ma che bello, ma guarda lì, ma senti questi cosa sono? Questi sono grilli, sono cicale, ma senti che bella brezza che ogni tanto arriva da lì. Voi siete delle persone estremamente interessanti, siete degli amici, io ammiro molto quello che fate. Diversamente Sardi poi è un concetto che è di un geniale incredibile, oltre che molto divertente, molto Esatto. ironico, ma è estremamente serio. E io, Gianluca, Michele, io vi ringrazio. Noi siamo all'ombra, ma Michele è da 22 Michele minuti si e sta 02 che è squagliando sotto come al un sole, il ghiacciolo. poveretto. Esatto, scusami, poi la colpa è mia che parlo sempre No, assolutamente. anche abbastanza a vanvera. Ma grazie a voi, perché quello che fate è veramente straordinario, divertente, interessante, e secondo me dovreste in qualche modo meritare una rete un pochettino più al di là che non delle... Grazie veramente tantissime, perché noi ci divertiamo la faccia a fare queste cose qui. Come si dice in romagnolo, ci spatacchiamo tantissimo. Noi ti ringraziamo veramente tanto. Sono io che ringrazio. Ed è, insomma, persone come Nicola, Gino e Gigi, che sono dei poeti. Grazie a questi poeti la lingua sarda si salverà. Hai visto? Hai visto? Salimba si Grazie salva. tantissime. Grazie a voi. Troppo detti spensare.